ecco, la soddisfazione grande è quella di vedere, no, non sto scherzando. Ma cosa? Oltre 150 pullman in fila qua Ma dove sono qua? che devono Ma dove venire hai qui, visti vengono pullman? qua, non sei uscita. Già in sala, qui in sala ci sono 1300 persone. Sentite l'applauso? Grandioso, grandioso. Non ce ne sono. Ma ti devo salutare perché tu senza il mio saluto non resisteresti. Vabbè. Così vale per te. Ma questo vale anche per te. Così vale per te, Sì. oggi diciamo è così. Devo dire che la è nostra romantico. camera dell'artrosi cervicale Sì. e poi Anica. Anica. Ma ultimo ma non ultimo, È lui, lo zio Gianni, lo guarda zio che Gianni. bello, che grande. Oggi c'hai gli occhi al cielo, l'hai visto? Sì, perché? Gli occhi al cielo perché dice che sei fatta Un po' grossa, perché dispiaciuto. mangi assai. Senti, me l'hai detto già anche l'altra volta questo, non è vero, guarda, non sono grossa, io sono così, Oggi basta. facciamo una ricetta partendo da una cosa, I dolci, l'uovo. ci sono oggi. L'uovo, con il bianco e il rosso. E il Il rosso rosso. si chiama albù. Tuorlo, è il tuorlo. Vedi, mi fa. Sì. Il bianco che ti ricorda? Uno diventa bianco. Bianco dalla paura. Giusto, e uno diventa rosso? Dalla rabbia, rosso dalla rabbia. Che stai facendo? Hai detto rosso dalla rabbia. Ma dalla rabbia, no a rabbia, la rabbia. Apostrofo No, rabbia. ragazzi, basta. Devi metterci non l'apostrofo. ce la Va faccio bene, più. allora partiamo direttamente con fare un dolce che sono le fogliette alle mandorle. Le fogliette alle mandorle, ci guarda. sono. E il nome gliel'ho dato io. Fogliette alle Mettiamo mandorle. gli albumi, poi gli ingredienti li troverete. Quindi è tutta al dolce forno. la puntata di oggi? Oggi è dolce, una Mamma dolcezza. mia. Mi ispiri tu. Sì? Mi ispiri tu. Dolcezza? Sì. E facciamo montare a neve questo Bianco. alibume. Questo alibume. Così. Appena lui comincia a montare nella neve, Sì, cosa succede? aggiungiamo un bel po' di aroma di Vanillina. vaniglia. E andiamo alla via così. Sì, Così. Poi io triturerei uno zest lo d'arancia. faccio io, vuoi? Sì, aspetta, io te lo prendo. Così. Lo dovremmo grattugiare, ma siccome a te piace lo zest... Lo io zest, dico, mettiamo lo aspetta, zest. un attimo solo. Vado? Sì, vai, tu vai, che io faccio un'altra cosa. Tu vai. Tu vai. Fammi un po' di zest d'arancia e poi triturameli ancora. Vai, brava. Qui stiamo facendo una montagna di neve, credimi. L'arancia andava messa Ancora? così, ma siccome a te piace tanto, l'ho fatto. Ah, ma infatti perché mi hai fatto fare Perché questo so che allora? ti piace fare lo zest. A caso così? Ma anche per poter dire ho lavorato, ho fatto qualche cosa, perché di solito. Guarda che lo sto facendo benissimo. Lo so, e abbiamo. Guarda, Stoppiamo un attimino, apriamo ecco. e mi ci butti giù. Lo zest me lo butti qui giù, Sì. così. Eccolo Metti qua. qua. Vado? Vai Ecco. E voilà. Allora, ci siamo. e andiamo a impastare questo così. Voilà. A questo punto mettiamo lo zucchero. Sì. E lo facciamo incorporare. E lo facciamo incorporare. E lo facciamo E lo incorporare. facciamo incorporare. E lo facciamo E lo facciamo incorporare. incorporare. E lo facciamo incorporare. Bene. E lo facciamo incorporare. Perfetto. Quindi Poi- l'albume con lo zucchero e con la buccia E mano a d'arancia. mano adesso andiamo aggiungendo la farina. La farina. 00. Ecco. Guarda come sta avvenendo, tipo proprio come E andiamo a fosse una incorporare. meringa, Brava. giusto? Però la meringa non vede la farina. No? No. La facciamo la meringa qualche volta? Sì, l'abbiamo fatto. Ti ricordi che abbiamo fatto il dolce australiano che ha un nome sovietico, pavlova? Ah, vero, sì, c'era la meringa? Solo meringa. Quindi incorporiamo piano piano
la farina. Esatto. Cioè tipo una che abbiamo crema. precedentemente setacciato. Setacciato. E poi là. Bene. E Fatto. voilà. Spegniamo la planetaria. Togliamo Ecco, via questo e lo posiamo qua. ci siamo. Togliamo questa, guarda che facciamo. Bella, bella. Prendiamo una marisa, raccogliamo la farina che è rimasta nei bordi. È venuta una crema praticamente, Incorporiamo solo la col farina. bianco dell'uovo. Solo bianco dell'uovo. Vuoi che l'assaggi? Non si può? Non lo so, tanto non è che posso Cioè, sembra una obiettare. crema, ragazzi, scioccante, veramente. Guarda, fammi proprio poco poco, così, per vedere. Sì, per vedere. Il suo non è le cornia, il suo è interesse Professionale. comune. Brava, brava. Bravo, buonissimo. È interesse perché lei ha la laurea in assaggiamento. Logico. Esatto. A questo punto guarda che facciamo? No, non me lo dire, dai. Umbete. Le mandorle lì dentro? Mamma Così, mia, ragazzi. intera. Oggi non assaggia nessuno qui, eh. A questo punto ci A questo occorre uno punto? stampo da plum cake. Ce l'abbiamo? Certo che ce l'abbiamo. È finita? No, io appena sento musicalità sonori che mi sonorizzo, capito? Prendiamo uno Bello. stampo da plum cake. Ma è finita così la ricetta? Certo. Veramente? Prendiamo questo, tagliamo così. Cioè, praticamente- Come facciamo al solito? Per farla, Stropicciamo. abbiamo fatto solamente bianco d'uovo, zucchero, zest di arancia e arancia grattugiata e le mandorle, basta, finish? Può essere? Basta, sì, finish. Però questo è un dolce da doppia lavorazione. Adesso tu gentilmente mi dai una marisa. Te lo verso io, vuoi? Vuoi versare? Va Mamma bene. mia, guarda. Vai. E alla via. Ce n'è così. ancora, eh? Aspetta, guarda. Sì, tutta la devi raccogliere. Eh. Ci sei? H12 o 6? Ma che brava che... Signori, è veramente quasi sprecata averla qui. Perché è sprecata? Perché a me servirebbe qualcuno che facesse qualche cosa, per cui qua è sprecata. Capito? Dai, fatto. Pronti, brava, brava, aspetta. Hai finito di Vieni sparlarmi? qua, no, io parlare, ma Ah. scherzi, vai così, guarda, vedi? E raccogli l'ultimo, vedi? Quello che rimane nella paletta. E lo mettiamo E lo mettiamo immediatamente in forno, così com'è? Pazzesco. Così com'è. Ora, Facilissima siccome questa la televisione ricetta. che cosa ti dà? L'immediatezza. I tempi ce perché l'abbiamo. questi sono due Ce l'abbiamo. lavorazioni e noi già ce l'abbiamo. Quindi, senti, ma questo quanto sta in forno così? Questo deve stare almeno mezz'oretta a 200. Se non fosse per lo zucchero è anche abbastanza, diciamo, light, no? Perché il bianco d'uovo... Andiamo Cioè, non a c'è burro, non c'è togliere nulla. questa. Guarda cosa facciamo adesso. No, nulla di tutto questo. Guarda che bello. Togliamo questo. Sì. Mi dai il coltello gentilmente da taglio. Da taglio. E guarda cosa facciamo. Facciamo questo lavoro qui, guarda. Fai fettine piccole piccole? sì. Posso assaggiare? No, No. ancora non è pronto il Quello dolce. là, il bordo? E prenditelo, dai, che devo fare? No, no. Io lo farei così, pronto. No, non è Basta. pronto così. E andiamo subito a fare, sai cosa? Non lo so. Lo mettiamo in forno, Eh? così, 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 Oh, e fai i biscotti quelli a... brava. Come si chiamano? La monaca? No. No. Io le ho chiamate fogliette, somigliano ai contucci, ma sono le fogliette. Guarda, un altro qua mi ci va, io glielo metto. Così. Buono. E lo andiamo a mettere in forno. Va bene. Adesso, mentre le fogliette si stanno biscottando,
Si Noi infogliettano. andiamo consigli per i consigli. Ma che ricette Siamo partiti oggi. con il bianco, ora partiremo con il Ma rosso. che dolci, ma che dolci. Quando sei Maria Dolore, quando sei piena d'amore, quando sei la tua, quando sei Maria Dolore. Stai facendo? La crema catalana. È così, quindi Sì, la il parto introduci in questo spagnolo, modo? Ragazzi. Balla, 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 balla. Balla, balla, balla. E sta rubetta. Vabbè, non lo faccio più. Basta. Va bene Non ti così. piaceva? Va bene così, Beh, dai. vorrei vedere te che balli. Prepariamo la questi crema catalana, dai. Ah! Così fa. Sai che è la mia veramente preferita, la crema catalana? Vero? Allora non la facciamo oggi. Facciamo la crema Non la catalana, facciamo, ragazzi, non la dai. facciamo, non la facciamo. Scemo, Dai. facciamo la crema. E allora partiamo da questi 4 tuorli d'uova. 4 tuorli d'uovo, ragazzi, attenzione. mettiamo in 4 planetaria. tuorli d'uovo in planetaria. Mettiamo giù la Ma planetaria. chi non c'ha la planetaria, come le fa ste cose? O col svia, con quel coso, oppure vero. slide. E andiamo a montare. Nel frattempo vi prendi del zucchero. Questo qua? Cioè Lo di zucchero, canna è no, lo normale? zucchero bianco, Lo zucchero bianco. E se troviamo pure mon E se amore, troviamo e se troviamo un Sì. pentolino, un pentolino, facciamo una cosa. Mettiamo il pentolino qui. Questo è amido di mais. amido di mais. Che andiamo a mettere qua, guarda, così. Così. Prendiamo una parte del latte e tu con una forchetta Va bene. me lo sciogli, grazie. Stai attento, si indurisce, ma tu non ti preoccupare, lavora. Lavora di fino, vai. Non devo demordere, va? Non te mordere. Non te mordere. E questo invece Ecco qua. andiamo a fare bollire questo latte. Questo latte che andiamo a bollire così, Sì. lo facciamo con scorza di limone. Sì. Così, guarda. Ecco, questo è pronto. Amido di mais e latte Perfetto. abbiamo detto, giusto? Perfetto. Poi dobbiamo fare quello cos'è latte. E cosa metti? La buccia di limone così intera? Scorza di limone intera, così, Allora, 4 E anche la tuorli d'uovo cannella. in planetaria. con lo zucchero e andiamo a mettere lo zucchero. Lì ci metti la cannella? Lì mettiamo la E dov'è? cannella che deve essere qua, l'ho trovato. Se avessimo una stecca di cannella sarebbe stato Era meglio, però ci meglio? mettiamo Vabbè, questa. ci mettiamo questa, ragazzi. La Non ce cannella a l'abbiamo. noi ci piace, ma manco per niente. Quindi, E andiamo a mescolare. i tuorli con lo zucchero vanno, il latte con la scorza di limone e la cannella va, 2 preparazioni. Ok. Lì abbiamo fatto il latte con l'amido di mais. E questo appena abbiamo Sì, il composto montato, stia Sì. attento se bolle il latte e mi esce di fuori, va bene. occhio. Devo stare qua, ferma No, così? no, ti chiama lui. Vabbè, io lo guardo. Guarda, a questo punto andiamo Sì. a incorporare quel latte con la maizena. Con la maizena. Ma noi abbiamo messo maizena o amido di mais? Amido di mais. E la differenza qual è? E che ne so, è la stessa? Brava! Uguale. Ce l'ha fatta! Incredibile ma vero. Questa ragazza mi meraviglia di giorno Qua in tutto a giorno. posto, eh? Latte, Qui tutto scorza a di posto. limone e cannella, Ci prepariamo ragazzi. ciò che ci serve. Ci serve una boule qua, Sì, una schiumaroletta qua, sì, anche questa va bene, sì. così. Ecco. Aspettiamo che questo latte deve proprio bollire e nel frattempo va avanti mia cugina. Tua cugina Diamo chi? un'occhiata alle biscuit, Le biscuit sono pronti? quasi. Ma ci manca lì poi qualcosa? Guarda che bella che mi hai fatta. Artosi cervicale, guardalo un Ma che attimo. altro si cervicale? La telecamera. Ma che c'entra? Ma il regista chiama lo così. sa che deve inquadrare Si chiama- dall'alto. Se non lo sa. Ma la puoi chiamare la telecamera altro si Sì, cervicale? sì, che il regista... Non è che... Vabbè. Non è granché. No, vabbè, diciamo... Alfio, lo sai come si chiama? Alfio Lentenise. Alfio Lentenise. Guarda. Alfio Lentenise. Ipi! Così. Allora a Lentini l'espressione lentinese è ipi! Così, quando si meravigliano, ipi! Vabbè, dicono così. Anche il sito del comune è www.lentini.it. Tu non ci crederai, all'ingresso di Lentini c'è una pompa di benzina. Ipi! Vabbè. Basta.
E questa è pronta, guarda. E questa è pronta. Mamma mia, mamma mia. E facciamo questo lavoro, guarda. Togliamo questa dalla planetaria. Questo lo posiamo. Sì, Ci portiamo la planetaria da questo lato. sì. Guarda. Qui andiamo, che sta bollendo, dai. Sto bollendo? Ci serve l'ebollizione. Ci serve l'ebollizione, ragazzi, ma L'ebollitura com'è? ci Questo serve. coso non ebollisce. In effetti è vero, boh. Ma sì, l'hai comprato tu questo piano No. cottura? No. Li zazzalina, Caterina. Anzi, la zia Lina l'ha comprato. Azzalisa, Caterina, Azzalisa. Gesù, Gesù. Va bene, basta dai, basta prendere in giro il nostro regista. Senti, ma questa è la crema Ci pronta? mancherebbe prendere in giro. La posso Prepariamo- assaggiare? Che devo È proprio la crema questa? No. Cosa manca qui? Dai, dimmi cosa manca. Manca che l'assaggi tu. Per essere crema, cosa manca? La devi assaggiare tu. E se zucchero, amido. E che non so, assaggia tutte cose, assaggia. Mi sta facendo impazzire questa cosa oggi. Ah, il suo perché. Adesso filtriamo Allora, filtriamo. il latte che Questo era latte, cannella, buccia di limone, deve bollire, e no? basta, sì. E poi si fa, Mettiamo qua. Questo lo posiamo qui. si E filtra. ti faccio vedere, l'abbiamo filtrato. Sì, Questo lo puoi posare gentilmente. vabbè. metto un po' più. Diamo una mescolata così. Sì, Mi dai la frusta, la frusta, la frusta, La frusta, la frusta è frusta qua. la frusta, Tieni. perfetto. E guarda cosa facciamo adesso. Andiamo a incorporare questa, quella. la crema nel latte. Il composto che poi diventerà crema. E che si deve fare adesso? Ora ti faccio vedere. Innanzitutto mi dai una marisa. Qua, ce l'hai qua, guarda. Perfetto, volevo vedere se te ne accorgevi, lo sapevo. Fammi vedere di qua. Ecco, quindi raccogli tutto e metti dentro. Questo possiamo togliere. Questo lo possiamo togliere, lo Diamo mettiamo questa qua. mescolata. Qui lo mettiamo a 9 per adesso. Riversiamo tutto in pentola. Bene. E si fa bollire di nuovo, no? Sì. Via. E andiamo in bollettamento. Mescolando così con la frusta, no? Yes. Ciao, ciao. Con la frutta, ciao, ciao. Vabbè. Come vedi, stiamo addensando Si sta già, addensando. perché l'amido fa il suo lavoro. Allora, la crema Allora, catalana è questa. è questa. Però io gli voglio dare un'impronta nostra. Come la Ce la facciamo? varieghiamo col cioccolato. Ma perché no? Ah, perché? Varieghiamola col Tra cioccolato. l'altro mettiamo un cioccolato amaro così da un tiforrato in rice. Sì, quel retrogusto un po' Sì. così. Quel retrogusto un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi, che avete voi. Quando andiamo a Genova, A Genova, ma che c'entra Genova? Genova, uno dei posti più belli con la sua regione, il Piemonte, Genova, scherzi. Allora, senti, deve bollire? Certo, no, deve addensare. Deve addensare. Non deve arrivare a temperatura di ebollimento. E poi chiaramente deve anche raffreddare. Diamo questo colpo di caldo. Che facciamo? Mettiamo le gocce? Ora possiamo spegnere Sì. e continuiamo ad addensare così. Vedi che anche a fuoco spento si sta addensando Si addensa. ancora, vedi? Ecco qua, e abbiamo fatto la nostra crema catalana. Sì. Questo sarebbe un dolce perfetto al fine di una bella paella. Mamma mia, bellissima. Eh? Vedi? Seguendo passo passo si può fare anche a casa questa. Esattamente, noi la vogliamo variegata al La cioccolato. facciamo un po' variegata al cioccolato. E facciamo così. Un po', guarda. dai. E adesso si variega. Si variega? Sì, mi dai una marisa? Là, lei dentro la... Tieni questa che è fatta Sì, di sì. crema, va Tieni. bene. E la facciamo variegare, hai visto? E la facciamo un po' variegare così, variegata. leggermente. Prendiamo un contenitore, così. Prendiamo un contenitore dove mettiamo la nostra crema catalana. Metti qua. Mi dai un cucchiaio, mi dai un cucchiaio grande, un cucchiaio grande. Un cucchiaio questo grande, un cucchiaio grande, un cucchiaio grande. Grazie, Tieni, grazie. tieni a te. qua.
qua. E questa è la nostra terrina di presentazione? Sì. Allora, un po' qua. Diamo una pulizia, facciamo una cosa, usiamo questo, diamo una pulizietta. Raffreddare. È vero? Deve raffreddare, giusto? Quindi sì. cosa si dovrebbe fare? Si La dovrebbe lasciamo, mettere in no, frigorifero? ma neanche in frigo, basta così. Così, Così, la lasciamo così. E mentre si raffredda, un attimo solo. solo un attimo. Aspettate un attimo che usciamo le fogliette. Usciamo le fogliette, dai. Usciamo le fogliette. Che devono chiaramente raffreddare, Sì. però guarda che sono belle. Guarda che sono belline. Molto belline. Eh? Molto. E allora Questa facciamo un po' di pulizia, poi passiamo alla composizione e all'assaggio. ci sono. Ci siamo. Allora, le fogliette che avevamo appena uscito le abbiamo messe a raffreddare, perché se non raffreddano non prendono Ecco, la croccantezza. la croccantezza. Qui dobbiamo fare un lavoretto che è questo di qua. Mi dai un cucchiaio, per Vuoi favore? un cucchiaio? A te. E andiamo a mettere dello zucchero Bella. di canna, così. Zucchero di canna, quindi a copertura. Ok, abbiamo coperto. Giusto, adesso che A facciamo? questo punto dobbiamo prendere, ti faccio vedere, il cannello. Aspetta un attimo, aspetta, fermo. Dove è andato? Vai, la sicurezza prima di tutto, dai. Pronto? Cioè, ma se io metto questa fiamma Vai, via. davanti a una fotografia di una santa, c'è domani sul lumino. Puoi andare. Chissà la cosa. Mamma mia. Non ho parole, ragazzi. Non ho parole. Hai finito? No, tienilo, attenta, tienilo. Attenta! Oh, ma si Attenta! sente la puzza, eh? Di che cosa? Di non lo so, di bruciato. Non respirare, È non tutto a respirare. posto, Sì, secondo non te? respirare. Pronto? Aspetta, non respirare. Aspetta. Ah! Oddio, mi hai fatto spaventare. Che scemo. Ecco pronta. Ok. Fammi la fare un lasciamo colpo a me. raffreddare, vai. Come si fa? Così schiaccia questo. Questo? Sì, però devi abbassare questo. Così schiaccia. E come fai a fare insieme a Schiaccia. abbassare No, quello? uno solo. Schiaccia. Questo? Sì. E non lo fa. Ecco qua. Veramente, signori miei. Va bene, va bene, va bene. Va bene? Si abbruciò. Ok, va bene. Grazie. E questa è la nostra Pronti? crema catalana. Pronti? Perfetto. Variegata al cioccolato. Variegata Abbiamo al fatto cioccolato. una piccola variante. Ora prendiamo le nostre fogliette alle mani. Le nostre fogliette. E queste sono le nostre fogliette. Mamma mia, ragazzi. A questo punto da dove vuoi cominciare? Non lo so, tu che dici? Sono indecisa. Comincerei dalla crema catalana mordendo un attimino la foglietta. Insieme, E quindi? che dici, no? Ragazzi, ma chi ve le fa queste ricette? La Tu. crema catalana, chi ve le fa? Tu. Guarda. Guarda come si rompe la cosa qua. Si sente il croccante? Con quel coso si compra alla ferramenta? Eh? Alla ferramenta? No, quella tu devi andare in farmacia. Dove si compra? Nei negozi di elettrodomestici, nei negozi di roba per cucina. Aspetta. Va bene. Vai. Ma senti la croccantezza, la mandorla, la crema catalana. Ciao, io lo assaggio. Non ci denuncio Buonissima. pure. Buona, Buono, bravo. grazie. Arrivederci. Alla prossima. Fogliette alle mandorle. 100 g di albume, 100 g di zucchero, 100 g di farina, della vaniglia, dello zeste d'arancia, delle mandorle, uno stampo per plum cake. Crema catalana, 4 tuorli, 120 g di zucchero, 25 g di amido di mais, 500 ml di latte, mezzo cucchiaino cannella, 2 bustine di vaniglia, zucchero di canna per fare la crosticina.